Operai esasperati in attesa di 9 stipendi abbandonano gli impianti della Vinyls a Porto Marghera, a rischio la sicurezza. Annunciata una mobilitazione dei pensionati veneti contro la regione, cancellati i servizi agli anziani in difficoltà. Oggi presentiamo la lista Fermare il declino, intervista al candidato veneziano dato per probabile eletto, l'avvocato Roberto Pea. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In apertura, lavoratori in bolletta, sempre più disperata la situazione occupazionale. A Porto Marghera stamane sono andate in scena 2 proteste. Clamorosa quella degli operai della Vinyls che attendono lo stipendio da 9 mesi, hanno abbandonato gli impianti. Operai della Vinyls in attesa dello stipendio da 9 mesi, stremati, hanno scelto l'ennesima protesta plateale e questa volta c'è in ballo anche la sicurezza. Stamane hanno abbandonato gli impianti dell'industria, lasciando all'interno soltanto un presidio di 3 dipendenti. In realtà, assicura il sindacato, nella zona industriale di Porto Marghera non si corre alcun rischio, dato che gli impianti sono vuoti, all'interno c'è solo vapore, ma le procedure stabilite dai vigili del fuoco sono rigorose e prevedono la vigilanza delle strutture fino al loro smantellamento, che dovrebbe avvenire presto. I lavoratori hanno deciso di togliere la sorveglianza alla fabbrica per attirare l'attenzione dei commissari nominati dal Tribunale di Venezia. Il segretario della FEMCA CISL, Massimo Meneghetti, ha dichiarato che ci sono fondi a disposizione che sono stati forniti da un acconto della società statunitense IPP, la stessa che ha vinto l'appalto per lo smantellamento delle strutture. I manifestanti lamentano che era stato loro assicurato parte degli arretrati al momento della stipula del contratto, cosa che non è avvenuta. E l'avvertenza della Vinyls non è la sola che oggi ha provocato agitazioni sindacali nella zona industriale di Marghera. I lavoratori della ditta di trasporti Easy Transport hanno manifestato durante la notte scorsa dalle 3 alle 10 del mattino in via dell'Azoto per denunciare il mancato pagamento di 5 mensilità e della 13ª. La proprietà si è impegnata al termine della trattativa di oggi a sbloccare la situazione entro questa settimana. I lavoratori però ora sono in cassa integrazione fino a settembre e non vedono prospettive per il futuro. Permane dunque lo stato di agitazione. E anche per i pensionati veneti le cose non vanno bene. A convegno il 6 febbraio contro i tagli della Regione Veneto al welfare. La mobilitazione è in programma alla Toniolo di Mestre. 126 milioni in meno per i servizi sociosanitari alle persone non autosufficienti. Questo è il taglio annunciato dalla Regione Veneto alle prestazioni extra LEA, i livelli essenziali di assistenza. Ai circa 200.000 tra disabili e pensionati non autosufficienti veneti, a cui è stato riconosciuto un sostegno economico, verrebbero dunque decurtati gli assegni di cura, che permettono di usufruire di servizi indispensabili, in primis l'assistenza domiciliare, il trasporto dei disabili, il telesoccorso e il telecontrollo. La risposta dei sindacati per i pensionati non si fa attendere. SPI CGIL, FNP CISL e WILP si mobilitano e scenderanno in piazza il prossimo 6 febbraio con una manifestazione unitaria regionale al Teatro Toniolo di Mestre. Si protesta contro i tagli, ma anche per chiedere una retromarcia effettiva e una posizione chiara alla giunta Zaia. Infatti a Palazzo Balbi un ripensamento c'è stato e l'erogazione dei contributi extra LEA è stato prorogato fino al 31 marzo, data in cui una commissione creata ad hoc esaminerà una revisione del decreto. Ma questo appare ai sindacati un semplice rinvio del problema, una mossa elettorale piuttosto che una reale soluzione. Alla protesta contro i tagli i sindacati aggiungono una seconda istanza contro la giunta Zaia, che non ha mai avviato l'applicazione effettiva della legge regionale 30 del 1999 sulla tutela delle persone non autosufficienti, approvata dalla precedente giunta Galan ma di fatto mai attuata in 4 anni dai nuovi inquilini di Palazzo Balbi. Sull'attuazione della legge che garantisce un sistema di assistenza sociosanitaria, prevenzione e supporto ai disabili e alle famiglie, i sindacati sono inamovibili. Il tempo è scaduto. La giunta regionale deve prendere una posizione ferma e porre una parola definitiva sulla sua applicazione. E ora sentiamo nel dettaglio le rivendicazioni dai segretari delle organizzazioni sindacali regionali di CGIL, CISL e WIL. Fronte compatto dei sindacati riguardo ai tagli previsti dalla Regione Veneto sull'assistenza a disabili e pensionati non autosufficienti. Su questo e sulla proroga concessa dalla Giunta regionale fino al 31 marzo per l'erogazione degli assegni di cura, sentiamo le parole della segretaria generale SPI CGIL Veneto Rita Turati e del segretario generale WILP Veneto Walter Sperotto. Le cose che sono apparse sul giornale, perché tenete conto che purtroppo
noi avevamo dei tavoli di confronto di carattere tecnico a livello regionale e non hanno avuto il coraggio di dirci che come giunta alla vigilia di Natale avevano deciso con delibere specifiche di tagliare 126 milioni che riguardano grosso modo, questi dai conti che abbiamo fatto noi ma sono apparsi anche sulla stampa, circa 100.000 persone e che riguardano prevalentemente servizi a domicilio, cioè quei servizi assolutamente indispensabili per le persone disabili e per gli anziani non autosufficienti, come per l'appunto l'assegno di cura, che è un sostegno alla famiglia che si prende cura dell'anziano, blando anche perché dal punto di vista della dimensione economica non sono delle cifre esorbitanti, ma per dirne un'altra c'è anche il trasporto, per esempio per i disabili verso i centri diurni, che è un modo per fare socializzazione. Quindi noi siamo arrabbiatissimi perché ci sentiamo presi in giro nei confronti della Giunta. Nel frattempo questa reazione che c'è stata ha sospeso questi interventi, ma noi non crediamo che questo rappresenti la verità, è solo una sospensione per traguardare le elezioni che ci sono e siccome sono già molto rotti al proprio interno, probabilmente questa cosa li farebbe esplodere. Quindi è un bluff, come l'abbiamo definito anche nel nostro comunicato stampa. Stand by, perché la Regione dovrebbe rintervenire entro il 30 di marzo, per cui ha sospeso la cosa e non ha risolto la questione. E se permane la decisione precedentemente assunta, vuol dire che questo taglio graverà soprattutto all'interno delle famiglie che già sono in difficoltà. Tagli che riguardano gli assegni di cura rivolti alle famiglie che hanno all'interno della propria abitazione un non autosufficiente, riguardano tutti quanti un'altra serie di servizi che il taglio complessivo di fatto dimezza i servizi che attualmente le ASL erogano nei territori. Molto chiare anche le richieste relative alla legge regionale 30 del 99 riguardante l'assistenza ai non autosufficienti. Un passo definitivo è chiesto alla Giunta sull'applicazione del decreto, oltre che un'attenta gestione delle risorse riservate al sistema assistenziale. Tanto prendere atto che bisogna applicarla e non metterla nel cassetto. Seconda questione che bisogna razionalizzare le risorse all'interno del sistema della non autosufficienza. Terzo, che bisogna incrementare le risorse destinate al territorio. Il problema è questo qua, che siccome quella legge è stata conquistata, mettiamola in questo modo, come uno degli ultimi atti fatti dalla Giunta Galan, quindi siamo alla fine del 99, nel 2010 ci sono state le nuove elezioni regionali, appena Zaia è diventato nuovo governatore, cosa ha fatto? Una delle prime cose ha messo la legge regionale nel cassetto e quindi di fatto quella legge non è mai stata applicata, non c'è mai stato un confronto vero per renderla esigibile. E addirittura non è stata nemmeno inserita, per dire quanto questa Giunta ci abbia creduto, neanche nel piano socio-sanitario. Noi siamo arrabbiatissimi ed è la seconda motivazione dell'iniziativa che stiamo proponendo il 6 di febbraio al Teatro Toniolo a Mestre, che sarà un inizio di un percorso di mobilitazione. I sindacati dunque iniziano la mobilitazione a favore delle numerose famiglie con persone non autosufficienti. Sentiamo quali sono le richieste concrete della manifestazione prevista per il 6 febbraio al Teatro Toniolo di Mestre dal segretario generale FNP CISL Veneto Adolfo Berti. Allora, con questa manifestazione noi chiediamo con fermezza e credo anche, voglio dire, per l'ultima volta perché poi non so che cosa faremo, ma alla Regione che intanto si applichi la legge, una legge che loro hanno approvato e che adesso fanno finta che non ci sia. Secondo, non accettiamo più che in maniera subdola in continuazione si taglino i fondi per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili adulti. Non è più possibile accettare queste cose perché stanno riducendo le famiglie alla miseria e alla povertà. Ora, le famiglie sostanzialmente sono circa 200.000 in Veneto, le famiglie, gli anziani non autosufficienti e i disabili giovani sono circa 200.000. Poi sappiamo che i numeri sono quelli che sono perché molte volte dall'esperienza che abbiamo noi sappiamo che ci sono anziani e disabili non conosciuti e quindi potrebbero essere anche di più. Ed è sempre legata ai tagli del governo anche quest'ultima notizia, la sicurezza nell'aeroporto di Venezia. Aumentano i passeggeri nello scalo aeroportuale di Tessera, ma gli agenti della polizia rimangono sempre gli stessi. Non aumenta il numero perché non aumenta la pianta organica. L'allarme del COISP. Bocciata la sicurezza dell'aeroporto Marco Polo.
Lo scalo veneziano, il terzo in Italia, sembra non applicare i protocolli di sicurezza previsti dalla legge. A lanciare l'accusa è Francesco Lipari, segretario provinciale del COISP, uno dei sindacati di polizia più rappresentativi in Laguna. Secondo Lipari, la pesante carenza di personale di polizia idoneo e qualificato fa del Marco Polo un problema di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. I passeggeri, che continuano ad aumentare in maniera esponenziale, non sarebbero dunque tutelati a sufficienza a causa di un organico ridotto. Troppo pochi, infatti, i 15 poliziotti che presidiano lo scalo. Manca inoltre un ispettore, ossia una figura formata per prendere decisioni e coordinare gli interventi. Al suo posto invece c'è un sovrintendente. A tutto questo si aggiunge, sempre a detta di Lipari, l'aumento di preoccupanti fenomeni di criminalità all'interno e all'esterno del terminal. L'esponente del COISP chiede un pronto intervento da parte del prefetto e del Ministero dell'Interno, ritenendo che qualsiasi emergenza dovesse verificarsi non potrà essere sanata o gestita secondo gli standard condivisi a livello internazionale. E ora cambiamo argomento, parliamo del carnevale. Sembrava destinato al peggio e invece è stato salvato da una splendida giornata di sole. Il carnevale di Venezia è definitivamente decollato con il volo dell'Angelo domenica davanti a 70.000 spettatori. Gli organizzatori cominciano a vedere rosa. Fine settimana da cardiopalma per gli organizzatori del Carnevale di Venezia, anche se è finalmente partito domenica con il volo dell'Angelo. Un sabato da dimenticare, trascorso sotto un diluvio universale, ha costretto l'annullamento del corteo delle Marie, che hanno ripiegato in una gita al coperto nel Vaporetto dell'Arte, e cancellati anche i 2 concerti, quelli dei Battistococo, che si esibiranno il 10 febbraio, e degli Abba Gold. Ma Giove Pluvio si è sfogato abbastanza in 24 ore e la domenica ha lasciato lo spazio ad una splendida giornata di sole che ha attratto 90.000 persone, di cui 70.000 sono accorse in piazza San Marco per assistere al volo dell'Angelo. Si aggiungono poi i 40.000 ospitate negli alberghi e dunque finalmente è arrivato il pienone a Venezia. Le immagini di Marta Finotto, la Maria più bella del 2012, hanno fatto il giro del mondo con lo splendido costume da ballerina del Moulin Rouge disegnato da Stefano Nicolao. La rossa ventenne di Musile di Piave non era per nulla impaurita, ha dichiarato, ma molto eccitata. La comparsa del sole ha poi consentito finalmente al corteo delle Marie di andare in scena da San Pietro a Castello a San Marco. La macchina organizzativa del comune ha funzionato senza intoppi, anche se i disagi non sono mancati. Come sempre i battelli ACTV sono stati presi d'assalto e per i turisti giunti a Punta Sabbioni con ben 120 pullman raggiungere Venezia è stata dura. Cresce l'attesa per il concerto dell'ultimo giorno di Carnevale in piazza San Marco. Sul palco il martedì grasso riserva la nazionale dei cantanti rock italiani uniti per la solidarietà. Cresce l'attesa tra i giovani per il concerto dei Rezophonic, che martedì grasso si esibiranno sul palco del Gran Teatro di piazza San Marco. La serata, organizzata da Hard Rock Café e Venezia Marketing e Eventi, chiuderà in bellezza i festeggiamenti del Carnevale 2013, all'insegna dei grandi nomi del rock italiano uniti per la solidarietà. Il progetto Rezophonic, creato dal musicista Mario Riso, coinvolge i più importanti artisti della musica italiana a sostegno di Amref, Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca, nella costruzione di pozzi d'acqua in Africa. Rezophonic è una sorta di nazionale del rock, oltre 150 artisti uniti per offrire acqua pulita da bere a chi ha veramente sete. Questo è quello che facciamo dal 2006 ad oggi, abbiamo costruito 140 pozzi, anzi 144 per la precisione, 14 cisterne e 3 scuole. E questo significa in numeri che oltre 30.000 persone potranno bere acqua pulita grazie al rock italiano, potranno magari pensare ad un futuro migliore e in questo caso l'occasione era troppo importante per noi per parlare a una piazza meravigliosa come quella di Venezia e siamo pronti per portare il nostro spettacolo, per portare grande divertimento e la cosa che ci fa piacere è che grazie al nostro divertimento e di quello delle persone che vengono ai concerti siamo riusciti addirittura a costruire un futuro migliore anche per tante altre persone, il massimo insomma. Confermate le partecipazioni di Roy Paci, famoso trombettista giramondo, Steve Burns, chitarrista di Vasco Rossi, The Bastard Sons of Dioniso, scoperti dal talent show X Factor, lo speaker radiofonico DJ Ringo, Pierre dei Velvet, Ivan Lanzasca e molte altre star della musica nostrana.
Soddisfatto il presidente di Venezia Marketing e Eventi Piero Rosa Salva, che approva il binomio musica-solidarietà proposto dallo staff dell'Hard Rock Café. Ma credo sarà un modo straordinario di chiudere quello che speriamo si potrà ricordare come un grande carnevale. Il progetto Rezzofonic è in sé un progetto fantastico, vede questa specie di nazionale dei cantanti, degli artisti, delle band riunirsi a seconda delle loro disponibilità su progetti umanitari e in particolare sulla raccolta dei fondi per la realizzazione di pozzi in Africa. Io credo che Venezia accoglierà questa iniziativa sia dal punto di vista artistico sia per le sue finalità in modo straordinario. Non è stata una bella domenica per chi ha scelto di trascorrere il secondo fine settimana di Carnevale a Canoghera. Uno sciopero a sorpresa ha paralizzato di nuovo la casa da gioco. È l'ultima arma del personale per scongiurare la privatizzazione. Continua il braccio di ferro tra il personale del Casinò di Venezia e la direzione. Uno sciopero improvviso, deciso alle 18 dei dipendenti del settore slot machine, ha spiazzato i clienti che si trovavano in quel momento a Canoghera e che si sono lamentati. Ormai gli scioperi nella casa da gioco non si contano più e i giocatori questa volta non sono stati nemmeno allertati da un annuncio nei giorni precedenti. Lo sciopero a sorpresa è l'ultima arma che il personale ha deciso di sfoderare nel duello con la direzione del Casinò, che dura ormai da oltre 2 anni. Croupier e impiegati temono la privatizzazione della casa da gioco, che sembra inevitabile dopo la decisione del socio di maggioranza, ossia il Comune di Venezia, di bandire una gara per affidare la gestione del Casinò per 20 anni ad una società del settore. Un'importante azienda di advisor sta valutando le diverse offerte arrivate da tutto il mondo e c'è anche una società di Las Vegas. Intanto la protesta sindacale continua, anche se i lavoratori cercano di ridurre al minimo le perdite e infatti hanno deciso di chiudere il settore delle slot machine e non quello dei tavoli verdi perché questi ultimi sono molto più remunerativi, assicurano mance e incassi maggiori. E ora le notizie dall'area metropolitana. A Conegliano, nella Marca, i carabinieri hanno scoperto un albanese con 1,5 kg di cocaina nascosto nel passeggino del proprio figlio di appena pochi mesi. L'immigrato, operaio edile di una ditta della zona, era sospettato dai militari dell'Arma di essere uno dei pusher di rilievo nel traffico di stupefacenti. Un blitz nella sua abitazione e la scoperta del nascondiglio nel passeggino del piccolo ha consentito l'arresto. E da Padova, 2 notizie molto tragiche. Un immigrato del Kosovo a Padova voleva uccidersi dopo essere stato lasciato dalla sua fidanzata padovana e ha cercato di suicidarsi impiccandosi alla ringhiera del terrazzo con la cintura dei pantaloni. Ma la cinghia non ha retto ed è precipitato al suolo da un'altezza di una decina di metri e ora è in fin di vita. Ha riportato lo sfondamento del cranio e fratture multiple. E ancora a Padova lo privavano della pensione, gradualmente gli hanno spillato 10.000 euro dal conto e usavano la sua casa per banchetti a cui partecipavano anche 20 persone. È l'incubo vissuto in questi mesi da un 76enne di Padova in balia di 2 romeni che oggi sono stati arrestati dalla squadra mobile di Padova. Giorgio Costantin Buriana, di 31 anni, si vantava al telefono con i suoi familiari per la supremazia psicologica che deteneva sul pensionato. Ho una gallina dalle uova d'oro, diceva, fino a quando è stato trovato con le banconote della pensione dell'uomo che gli agenti avevano prima fotocopiato. E ora una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Festeggiamo i 100 punti vendita! Aliper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Una Aliper, Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova.
Dopo gli ormai celebri matrimoni in spiaggia, adesso sulla battigia sarà possibile anche dare l'addio ai cari estinti. Jesolo ha detto sì allo spargimento in mare delle ceneri. La cerimonia dovrà svolgersi ad almeno 500 metri di distanza dalla spiaggia e non nei mesi estivi. È made in Chioggia la regina delle barche d'Europa. Con il modello Italia 1398, la ditta Italia Yacht, con sede in Val d'Ario, ha vinto il prestigioso titolo di barca europea dell'anno. L'imbarcazione era già stata premiata per il miglior design d'interni. Le aziende montebellunesi emigrano all'estero, un fenomeno sempre più diffuso, causato principalmente da troppe tasse e burocrazia. Paesi dell'est e Cina le sedi più gettonate, intanto a Montebelluna crescono le imprese con titolari extracomunitari. Fino a qualche anno fa era una potenza che esportava in tutto il mondo, adesso è alle prese con esuberi e cassa integrazione. Il settore del mobile trevigiano è uno dei più colpiti dalla crisi, ma tutta la marca è in sofferenza, con quasi 6.000 cassa integrati nel 2012. Lumini votivi con lampadine a LED al posto delle normali lampade a incandescenza. Saonara e Villatora all'avanguardia in materia di risparmio energetico. Con queste nuove lampade il consumo di energia elettrica in cimitero passerà dai 35.000 kWh l'anno ai 3.500. Il rilancio di Abano passa probabilmente per un casinò all'ex hotel dell'Orologio. È una delle tante proposte lanciate per migliorare l'appeal nei confronti della clientela russa. Altra proposta, aprire negozi di alta moda con i marchi più prestigiosi. I russi ne vanno pazzi. E continua il nostro viaggio nella presentazione, nella conoscenza delle liste. Oggi abbiamo avuto in studio il rappresentante della lista Fermare il declino e è anche uno dei candidati più probabili all'elezione. Sentiamo. Beh, sono in studio con Roberto Pea, avvocato mestrino, stimato, avvocato molto conosciuto, avvocato mestrino, che si è candidato con la lista Fermare il declino. È un gruppo creato da Oscar Giannino e dal giornalista Luigi Zingales. Sono due giornalisti che si sono messi, diciamo, un po' contro Berlusconi, tanto che in questi giorni Berlusconi ha detto ruberete voti alla PDL, toglierete voti al PDL perché il vostro sarà un elettorato di tipo moderato. Ecco, Roberto Pea, che differenza c'è tra voi e il PDL? Che posizioni politiche avete, visto che appunto si dice che raccoglierete più o meno i voti nello stesso serbatoio? Beh, innanzitutto volevo ricordare che oltre a Michele Zingales e Oscar Giannino abbiamo anche un veneziano doc, anzi un mestrino doc, Michele Boldrin, sì, che ha 27 anni, lui è partito, è andato in America, ha fatto carriera all'università americane, adesso lavora verso l'Università di Washington a St. Louis e ripeto, è uno degli economisti più stimati a livello internazionale. Quindi abbiamo una squadra fatta veramente da persone di rilievo sotto l'aspetto economico a livello internazionale. Ecco, ma per esempio prendiamo l'occasione della proposta shock, della promessa shock di Berlusconi, no? Toglierò l'IMU, è possibile, si può fare, visto che ci sono tanti economisti nella vostra lista? Sì, io ho avuto modo anche di ascoltare oggi Tremonti alla radio, al Sole 24 Ore, anche lui ha detto beh, sarà molto difficile, quindi se lo dice addirittura Tremonti che restituire, ripeto, l'IMU agli italiani sarà molto difficoltoso, vuol dire che proprio la proposta non sta in piedi. Cosa fare allora? Che proposte ha? Beh, noi partiamo da una proposta sotto l'aspetto economico molto, molto seria e anche molto circostanziata. Il grave è che in questo periodo tutti i partiti politici fanno a gara, ripeto, ad chiedere l'abolizione e l'eliminazione delle tasse. Noi diciamo no, dobbiamo partire dalle proposte concrete e soprattutto dare delle risposte concrete agli italiani. È inutile che adesso in campagna elettorale diciamo che eliminiamo l'IMU
eliminiamo il finanziamento dei partiti, riduciamo il numero dei parlamentari, se dopo, ripeto, la situazione economica italiana non permette di procedere ad una riduzione, se non eliminazione dell'IMU, ripeto, è una proposta, ripeto, ridicola, insomma. Vabbè, ma allora la crescita, no? Si parla di crescita soprattutto, sì, perché se le tasse non si possono eliminare... Sì, noi abbiamo l'idea che dobbiamo innanzitutto partire dalla riduzione del debito pubblico. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, questo lo possiamo fare nell'arco di una legislatura, quindi 5 anni, e questo lo possiamo fare, noi diciamo sempre che è lo Stato che deve pagare la patrimoniale. Abbiamo un patrimonio immobiliare, quello non diciamo dei beni strategici, ma dei beni proprio quelli dello Stato che sono inutilizzati, che non producono assolutamente niente. Se noi proviamo a portare avanti questa operazione di vendita del patrimonio immobiliare attraverso operatori del settore, non, ripeto, quelle false dismissioni di patrimonio pubblico che sono state fatte anche negli ultimi anni, ripeto, riusciremo sicuramente ad ridurre il debito pubblico. Riduzione del debito pubblico significa anche procedere ad far sì che lo Stato, va bene, non eroghi più soprattutto alle aziende diciamo statali, ENI e trasporti, Enel e così via, questi sussidi che ammontano a circa 30 miliardi, e se noi riusciamo a liberare questi soldi, eliminiamo questi sussidi di Stato diciamo, a queste imprese, li possiamo utilizzare ad esempio per quanto riguarda il problema del costo del lavoro. Allora, la nostra proposta, ma ripeto, è una proposta che noi facevamo alla fine luglio quando abbiamo depositato il nostro programma, adesso lo fa Berlusconi, lo fanno tutti, e appunto è quello di utilizzare questi soldi, va bene, per rendere maggiormente accessibile, diciamo, l'accesso al lavoro ai giovani e alle donne. Va bene, è una ricetta come un'altra, vediamo che tipo di consenso otterrà nell'elettorato. Si conclude qui questa presentazione perché abbiamo dedicato anche ad altri candidati questa presentazione nel TG e quindi deve essere per forza breve. Grazie per essere stato con noi, ci sentiremo comunque anche durante la campagna elettorale. E ora vediamo cosa bolle in pentola nelle altre redazioni, su quali notizie stanno lavorando. Sono sempre in contatto, ogni giorno mi metto in contatto con Tiziano Graziottini del Gazzettino. Ciao Tiziano, so che sei in ascolto. Su cosa stai lavorando in questo momento? Ma stiamo lavorando su una vicenda di economia, ma che in realtà riguarda molto da vicino le famiglie, le persone, gli utenti veneziani. Perché abbiamo avuto dalla CGA di Mestre, l'Associazione degli Artigiani, uno specchietto molto interessante per quanto riguarda il redditometro, che come sappiamo in questi giorni è argomento molto di voga nella nostra società e anche ovviamente a livello di provincia. Ebbene, domani pubblicheremo una tabella in cui andremo a illustrare ai lettori del Gazzettino in quale situazioni diciamo, si potrebbe rischiare di incorrere in accertamenti, sotto quali soglie i dati per quanto riguarda il fisco non risulterebbero in sostanza congruenti, per cui ci sarebbe appunto l'eventualità di una verifica da parte dell'Ufficio delle Entrate. È un argomento sicuramente appunto interessante. Secondo i responsabili della CGA che ci hanno passato appunto questa inchiesta che è stata fatta dai loro uffici, il redditometro non dovrebbe essere lo spauracchio che qualcuno insomma pensa possa essere. I contributi onesti non devono aver nulla da temere. Ebbene, domani appunto i lettori del Gazzettino lo scopriranno sul giornale, potendo insomma verificare in buona sostanza la congruità rispetto alle loro denunce.
Benissimo Tiziano, mi sembra un ottimo servizio che fornite ai telespettatori e speriamo che così riescano anche a trovare un po' di calma, soprattutto quelli che pagano le tasse onestamente e che temono sempre di essere perseguitati dall'Agenzia delle Entrate. Speriamo che questo redditometro davvero possa in qualche modo aiutarli. Grazie ancora, ci sentiremo nei prossimi giorni. Benissimo, a presto. E ora le previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi giorni. Aria umida con passaggi di nubi, qualche goccia di pioggia e spazi di sereno. Martedì 5 febbraio, cielo da parzialmente nuvoloso a coperto ma non piove. Valori termici stazionari, gelate notturne, mare quasi calmo. Mercoledì 6 febbraio, molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse in mattinata. Temperature in salita, comprese fra 4 e 10 gradi, mare poco mosso. Giovedì 7 febbraio, schiarite alternate a nuvolosità, minime e massime in calo. Venerdì 8 febbraio, tempo in prevalenza soleggiato con ulteriore diminuzione delle temperature, oscillanti fra -1 e 7 gradi. La marea di martedì 5 febbraio è normale, la massima alle 20:35 70 cm, la minima alle 13:35 15 cm. E siamo al termine di questa edizione, ma vi lasciamo come sempre con la controcopertina che realizziamo con i video che ci mandate puntualmente. La controcopertina di oggi porta alla ribalta un gruppo di artisti che si dedica con passione e competenza alla riscoperta della canzonetta veneziana. Si chiamano Incanto Veneziano e li ascoltiamo tutti assieme in un brano che ha per protagonista la loro amata città. Io intanto vi saluto qui, vi ringrazio di averci seguito, di averci scelto. Buon proseguimento, buona serata.